in collaborazione con Consorzio Agrario Lombardo-Veneto. Fedeli alla terra. Il miglior grana padano lo trovate solo nel punto vendita del caseificio europeo a Bagnolo San Vito. Ed inoltre, a completare l'offerta del gusto, troverete carni suine, bovine e pollame provenienti dai nostri allevamenti garantiti. Caseificio europeo, meta ideale per palati esigenti. A Bagnolo San Vito. Buonasera e ben ritrovati a questa nuova puntata di Confini oltre l'agricoltura. Ancora una volta a Confini affrontiamo un argomento caldo per il settore primario. Dopo aver parlato di IMU e di manovra Salva Italia nella puntata di lunedì scorso, oggi apriamo insieme il lungo e dibattuto capitolo sulle quote latte. Lo facciamo alla luce delle recenti notizie comparse soprattutto sui media di settore che riguardano da vicino i dati di produzione di latte forniti da Agea, errati secondo quanto riporta una recente indagine del 15 aprile del 2010 dei NAC, i carabinieri del Comando Politiche Agricole e Alimentari, che porterebbe a galla l'ipotesi di una produzione falsata sotto molti punti di vista. Lo vedremo. Intanto prosegue il dibattito sulle multe. Il ministro Catania dice che vanno pagate, ma ovviamente le proteste continuano. E allora noi ne parliamo oggi con i nostri due ospiti in studio. Abbiamo Marco Carra, deputato del Partito Democratico, e Fabio Rainieri, deputato della Lega Nord, entrambi membri della Commissione Agricoltura alla Camera. Bene, allora partiamo proprio dal nostro, come sempre, dal nostro servizio di copertina. Cosa sono le quote latte? Quando ha preso avvio questo sistema? Andiamo a scoprirlo nel nostro servizio che ci racconta un pochino come è nato questo sistema, e lo vedremo, un sistema che così ha segnato un pochino il passo, tanti i problemi. Qualcuno dotato di senso dell'ironia non esiterebbe a definirla una telenovela imbottita di intrighi e colpi di scena, se non fosse che gli allevatori e i produttori di latte la loro dose di ironia l'hanno già finita da un pezzo. Il sistema delle quote risale al 1984 e aveva lo scopo di contenere la produzione europea di latte per evitare che il mercato venisse soffocato da un'offerta eccessiva. Quando fu negoziato a Bruxelles, ministro italiano dell'agricoltura era Filippo Maria Pandolfi, che scegliendo come anno di riferimento il 1983 propose una quota annua di 9 milioni di tonnellate sulla base dei dati statistici forniti dall'Istat. Un errore grossolano che configurava una produzione di molto inferiore a quella reale. Le associazioni di categoria si affrettarono a rilevare lo sbaglio, ma sia il Dicastero sia le autorità di Bruxelles alla fine presero per buone le cifre fornite. Lo stesso Pandolfi assicurò che le multe non sarebbero state mai applicate all'Italia in base a un fantomatico accordo tacito per escluderla dall'applicazione di eventuali sanzioni dissuasive. Le cose sono andate ben diversamente. Dal 1988 a oggi l'Italia ha pagato all'Unione Europea 4 miliardi e 407 milioni di euro, di cui 1 miliardo e 870 milioni versati direttamente dai contribuenti. Solo nel 2003 viene varata la legge Alemanno, allora ministro dell'Agricoltura, che dando forma alle sollecitazioni di Bruxelles impone agli allevatori di farsi carico interamente delle multe, prevedendo la rateizzazione in 14 anni. Aderiscono 15.385 produttori. Segue a ruota nel 2009 la legge 33, che porta alla rateizzazione delle multe in 30 anni e punta a sanare la posizione di altri 2.490 allevatori. In realtà solo 332 accetteranno la nuova formula. Nel frattempo la Lega Nord va al governo e chiede e ottiene la proroga del pagamento della prima scadenza delle rate fissata per il 30 giugno 2010.
Sempre nel 2009 esplode lo scandalo delle vacche fantasma. Da un'indagine commissionata dal ministro Zaia, i carabinieri portano alla luce un numero impressionante di capi inesistenti, si parla di 300.000 animali. Agea, l'ente pagatore dello Stato per i fondi comunitari, contesta gli errori ed è pronta a inviare le cartelle esattoriali. Le multe vanno pagate. È a quel punto che interviene la politica. Il presidente di Agea, Dario Fruscio, ex senatore della Lega, viene esautorato e l'Agea commissariata. Al MIPAF intanto arriva Francesco Saverio Romano, che chiede la creazione di un'altra commissione di indagine per mettere a confronto i dati riportati dai carabinieri e quelli di Agea. Il pagamento delle multe viene dunque nuovamente prorogato, anche se in maniera indiretta. Arriviamo ai giorni nostri. A poche ore dall'insediamento il neo ministro Mario Catania dichiara: le multe vanno pagate, mentre Fruscio viene riabilitato alla presidenza di Agea. È il 9 febbraio quando sulle pagine di Italia Oggi viene annunciata la firma di un presunto accordo tra il premier Monti e Umberto Bossi per agevolare l'accesso degli splafonatori alla rateizzazione delle multe non pagate, una sanatoria insomma. Ma il ministro Catania si appresta a smentire, ribadendo la linea dura del governo nei confronti dei 1500 allevatori ribelli. La legge va applicata e fuori discussione, ha detto Catania. Non ci possono essere e non ci saranno sanatorie né condoni parziali o totali. Eccoci di nuovo in studio. Io tra l'altro vorrei ricordare ai nostri telespettatori che eccezionalmente per oggi possono parlare direttamente con i nostri ospiti in studio contattando la linea telefonica, questo numero 0376 246 320, è un numero che trovate anche in sovraimpressione, oppure scrivendo anche sulla nostra pagina Facebook Confini oltre l'agricoltura Mantova TV. Allora, mi rivolgo ai miei ospiti, partirei da Carra, vado in rigoroso ordine alfabetico almeno per la prima domanda. Partiamo proprio dall'inizio, più che altro per rilevare che questo sistema delle quote latte è partito comunque svantaggiato, è partito azzoppato, nel senso che parte con un errore di fondo che è quello fatto dal ministro Filippo Maria Pandolfi della DC, governo Craxi, lo ricordiamo, rimane in carica dall'83 all'88. Qual è l'errore di fondo? Di fatto quello di aver sparato per certi versi una cifra, un dato relativo alla produzione di latte, sparato, un dato che ovviamente gli veniva comunicato dall'Istat, fortemente sottostimato rispetto all'effettiva produzione di latte italiano, un errore che poi ci si è portati dietro. Carra, è così? Ma io ricordo, ovviamente avendo letto, perché all'epoca ero particolarmente giovane e facevo altre cose, ricordo appunto di aver letto di quell'accordo appunto come un accordo un po' strano, c'è chi lo ha chiamato l'accordo del tondino, la traduco così insomma, che il governo italiano dell'epoca ha accettato un compromesso al ribasso in cambio, al contrario, di diciamo condizioni più favorevoli per quello che riguardava la produzione di tondini, acciaierie e quanto certo. altro. C'è stato una sorta di scambio. Ecco. Questo è quello che, come dire, anche negli ambienti politici si è detto per lungo tempo, tant'è che devo dare atto al servizio di aver recuperato pezzi di storia in modo esaustivo. Ricordo ad esempio, tanto per tornare indietro alcuni anni, che quando si insediò il governo Prodi nel 96, è da lì che un po' è partito tutto, allora era sottosegretario all'agricoltura il nostro concittadino senatore Roberto Borroni, mantovano, e all'epoca il governo prese in mano la questione in modo forte, tentando evidentemente di allinearsi con le direttive europee, prendendo atto di quello che era accaduto. Ricordo che allora le proteste furono enormi da parte delle stesse organizzazioni di categoria. Io ricordo un episodio nella mia Pegognaga dove ad un'iniziativa organizzata dall'amministrazione comunale, presente il sottosegretario, proprio per parlare di questi temi, teatro di Pegognaga stracolmo di produttori, di agricoltori, quando fu il momento per il sottosegretario Borroni di prendere la parola, tutti gli agricoltori di tutte le associazioni di categoria si alzarono in piedi in segno di protesta, uscirono
tant'è che ci ritrovammo in quel teatro, nel nostro bel teatro, ci ritrovammo alla fine in 4, io e qualchedun altro. Quindi è stato davvero un passaggio molto delicato, ricordo anche le proteste negli aeroporti, insomma momenti di mobilitazione piuttosto robusti. Alla fine però il dato secondo me è questo, che nel momento in cui tutta una serie di verifiche, di indagini portano a dire che per quanto riguarda l'Italia, poi lo affronteremo in modo più approfondito, ma per quanto riguarda l'Italia, diciamo, lo sforamento delle produzioni è avvenuto, diciamo che questo dato ormai deve essere acquisito. Io sono uno di quelli che nel momento in cui, nel 2010, quando uscì l'esito delle indagini dei carabinieri, del nucleo... Poi ne parleremo, vedremo appunto di che cosa si tratta. Io sono stato uno di quelli, ma penso un po' tutto il mio gruppo, si è un po' interrogato, perché se esce un esito di quel tipo che dice che l'Italia non ha mai superato, diciamo, le quote di produzione, non te lo dice il primo che passa per strada, te lo dice il nucleo dei carabinieri. È evidente che è un qualche interrogativo... Certo. Ed è a quel punto che... Chiedo scusa, ed è a quel punto che... poi ci sono degli atti successivi del governo in carica, ministro Galan, che hanno smentito l'esito delle indagini dei carabinieri. Quindi noi siamo di fronte ad una vicenda ultradecennale, estremamente complicata, probabilmente in fase iniziale gestita male, eravamo ancora nel pieno della Prima Repubblica, gestita male, e oggi si tratta però in qualche modo di chiuderla sulla base dei dati di cui disponiamo. Ecco, io credo che poi entrando nel vivo del dibattito ci sarà modo per approfondire questo aspetto, però ritengo che davvero ormai sia giunto il tempo che la partita venga chiusa e che l'Italia non debba più sobbarcarsi, l'Italia per dire nel suo insieme, quindi i cittadini, non debba più sobbarcarsi un costo eccessivo appunto per i portafogli, per le tasche degli italiani. Certo. Rainieri, una vicenda partita male, lo diceva anche Carra, e che è proseguita poi male, perché ci si è messa poi anche Unalat. Vabbè, intanto è partita malissimo, perché già dalle dichiarazioni che voi avete riproposto nel servizio, un ministro non può dire la produzione è questa senza innanzitutto sapere quella che era in realtà, ma fidandosi di un ente terzo che non era il Ministero, comunque Agea, che invece i dati ce li aveva ben chiari. Dopodiché il Ministro dichiara: in Italia non le faremo mai pagare. Non si può ragionare così sulla pelle degli altri. Questo è stato il primo grosso errore di quella vicenda. Forse c'è stata anche una mia interpretazione, magari, un non voler credere in quello che erano le istituzioni europee, forse un sottovalutare anche quello che veniva. Questo probabilmente sì, ma c'è stato anche dell'altro. Come diceva Carra, abbiamo barattato il latte per il tondino, e più precisamente per le acciaierie di Bagnoli, che poi chiusero lo stesso. È un po' sempre la battaglia del nord con il sud. Tanto il nord paga, gli agricoltori in qualche modo anche più avanti si capirà che vogliono pagare, o comunque li facciamo pagare perché non possono andare lontano dal loro lavoro, perché le vacche e i terreni sono lì, non si possono spostare, mentre le acciaierie di Bagnoli hanno portato soldi al sud e poi hanno chiuso lo stesso, comunque qualcuno ci ha guadagnato, e questa è un'altra triste vicenda. Ma dietro tutto questo c'è anche dell'altro. Carla diceva prima, i dati sono oggi stati chiariti, sono quelli che dice il Ministero. Non è esattamente così, perché ricordiamoci che di commissioni sono state fatte più di una. Allora partiamo dal governo Prodi, a cui lui faceva riferimento, ministro Pinto, siamo all'epoca dei blocchi di Linate, 97, consulente del primo ministro Romano Prodi, un tale Paolo De Castro. Diventerà poi ministro e diventerà oggi presidente della Commissione Agricoltura in Europa. Prima commissione. All'interno di questa commissione ci sono membri delle sindacali, delle categorie, alcuni avvocati scelti dagli allevatori, dai Cobas, un giudice, un professore universitario, insomma la comanda un generale della Guardia di Finanza. Questa commissione viene in qualche modo secretata. Alla fine la commissione dice: il sistema quote latte
non è stato gestito in modo corretto e ci sono delle gravi situazioni di anomalie da verificare. Era l'anno? 97-98. E qui inizia il bello, nel senso il brutto, nel senso che in quella relazione ci sono nomi e cognomi di chi gestiva esattamente il sistema allora, quindi Unalat, quindi tutte le varie associazioni che si sono in quegli anni succedute negli eventi. Dopodiché finisce questa commissione, non si vuol prendere per buono quello che veniva detto lì, chiaramente, perché i sindacati che si erano schierati con il governo dicendo le multe vanno pagate ne avrebbero subito le conseguenze, quindi avrebbero perso credibilità. Quindi è iniziata una guerra tra gli allevatori e i loro rappresentanti di categoria. Viene fatta una seconda commissione che stabilisce la stessa cosa. In Italia bisogna rivedere i dati perché c'è qualcosa che non va. Le banche dati sono 3, che teoricamente conteggiano le vacche, sono quelle dell'AIA, sono quelle delle regioni, quindi della USL, e c'è la banca dati ufficiale che è quella di Teramo. Non ce n'è una che dà lo stesso numero di vacche dell'altra, quindi qualcosa che non funziona evidentemente c'è, perché in teoria dovrebbero essere collegate una con l'altra e dovrebbero avere tutte lo stesso numero degli animali. Arriva il ministro Alemanno, commissione sul latte in nero, chiusa in modo repentino prima che succeda il disastro. Vuol dire che c'era tanto di quel latte in nero che girava in Italia che era meglio che l'avessimo messa nel cassetto per evitare contraccolpi sul mercato dei nostri prodotti. Arriva il ministro Zaia, commissione dei carabinieri, e qui bisognerebbe fare una domanda: ci fidiamo delle istituzioni, ci fidiamo dell'Arma dei Carabinieri, ci fidiamo di tutti coloro che sono stati preposti a fare i controlli o no? Perché se li avesse fatti Fabio Ranieri i controlli magari ci si può anche dubitare, ma li hanno fatti un corpo d'armata, un colonnello dei Carabinieri, che non gliene frega niente di dire che ci sono da pagare le multe o non ci sono da pagare. Lui ha semplicemente fatto il suo dovere, utilizzando quelli che sono i dati ufficiali messi a disposizione dalle da Agea, in questo caso Ageconto, tutte le società che gestivano il sistema. Sta di fatto e anche che qui ci sono nomi e cognomi. Comunque si arriva al 15 aprile del 2010 con questa ennesima relazione e ovviamente, insomma, ancora una volta i dati. Però è interessante, scusate se interrompo, leggere le conclusioni, perché se volessimo leggerla tutta è anche molto bella da vedere. Le conclusioni nell'ultimo paragrafo dice: raffrontando il numero dei capi delle diverse banche dati, quello che dicevo prima, con la media produttiva provinciale delle AIA, l'Associazione Italiana Allevatori, quindi non Fabio Ranieri, pur aumentata, quindi io da quei dati aumento prudenzialmente un 10%, risulta una differenza produttiva media rispetto alla produzione totale italiana dichiarata dagli L1. Gli L1 sono le dichiarazioni che gli allevatori fanno, dove scrivono quanti quintali di latte hanno prodotto in un anno, quindi un dato ufficiale verificato dalle province, dalle regioni e poi appunto da Agea. Talmente significativa da mettere in discussione lo stesso splafonamento dello Stato italiano e quindi il prelievo supplementare, la multa, imputata ai produttori a partire dal 95-96 al 2008-2009, l'anno in cui è stata terminata la relazione. Questo vuol dire che tutti coloro che hanno avuto multe dall'inizio della storia, quindi 95-96, che hanno dovuto aderire alla rateizzazione della 119, quella di Alemanno, per capirci, molto probabilmente, anzi sicuramente da quello che c'è scritto qui, non avrebbero mai dovuto pagare un centesimo, quindi non si sarebbe alimentato quel mercato che in questi anni ha arricchito qualcuno, cioè qualcuno che aveva le quote di carta. Ricordiamo che la prima relazione, faccio solo questo piccolo esempio, quella appunto del generale Lecca, perché poi andiamo in pubblicità. Velocissimo, riscontrò una stalla in Piazza Navona a Roma di 1000 vacche. Adesso voi ditemi come possono trovarsi in Piazza Navona, e tu questo lo sai perché era diventato noto un po' tutto, e lì era specificato un'altra società, la Via Lattea si chiamava, con sede a Caserta, che aveva milioni di quintali di quote di latte, di carta, che ha venduto in tutto il nostro paese. Quindi qualcuno si è arricchito e qualcun altro, come gli allevatori che lavorano veramente, hanno dovuto pagare un pizzo per produrre il latte.
Allora, noi ci lasciamo adesso per qualche minuto di pubblicità, torniamo in studio per vedere effettivamente quanto hanno pagato gli allevatori, i produttori e gli italiani a causa delle multe latte, quindi delle quote latte, e poi andiamo a vedere da vicino cos'è successo con i dati di Agea. Pubblicità e torniamo in studio. Eccoci di nuovo in studio. Allora, stiamo parlando di quote e latte, ne stiamo parlando con i nostri due ospiti, Marco Carra, deputato del Partito Democratico, e Fabio Rainieri della Lega Nord. Allora, partiamo subito da qualche dato, andiamo a vedere la tabella, prego la regia, Luca Trentini, di mandarla in onda. Stiamo parlando dei prelievi supplementari da pagare e quelli pagati, espressi in milioni di euro. I dati sono quelli forniti da Coldiretti, totale da pagare sono 4 miliardi e 400 milioni. E poi ci sono i vari pagamenti. Rainieri, chi chi non ha pagato, com'è la situazione ora? Allora, di fronte a questi dati? Non si vedono benissimo. Intanto, sono tanti effettivamente. Bisogna dire che i soldi che sono stati pagati, tra virgolette, tra l'altro non sono stati pagati ma sono stati trattenuti dalla Comunità Europea, non sono andati a danno del cittadino, ma sono andati a danno dell'agricoltore, perché solo l'agricoltura... Riusciamo a vederli anche sì, qua ecco, adesso, adesso si vede molto meglio. Dicevo, l'agricoltura ne ha tratto uno svantaggio da questo pagamento. Il cittadino comune, tra virgolette nel senso buono, non ha avuto danno da questa vicenda, perché i soldi vengono trattenuti nel capitolo agricoltura e non in nessun altro tipo di capitoli. Quindi questo è un dato da segnalare, perché molto spesso si danno notizie sbagliate per fare in modo che l'opinione pubblica si scagli ancora di più nei confronti di questi allevatori. Chi ha pagato? Ha pagato una parte, cioè coloro che avevano una piccola multa da pagare. Chi non ha pagato? Non ha pagato coloro che ritengono che il sistema delle quote latte non è giusto, non è veritiero, e come dicevo prima, e comunque io ho i dati anche qui, se poi vogliamo possiamo darci un'occhiata, non c'è la certezza che in Italia il sistema quote latte sia così giusto, esatto, come invece ce la stanno vendendo. Io vorrei anche smentire il ministro Catania, che oggi è ministro ma fino a ieri era un funzionario del ministero, ed è presente il suo nome anche nelle relazioni di cui accennavo prima, come uno che ha gestito il sistema. Lui era nel Dipartimento Europa, quindi andava lui a trattare in Europa la questione quote latte, e mi viene da dire che se lui dice che i dati erano veritieri, insomma qualche problema ci deve essere. Andrei a verificare un pochettino più a fondo la questione. Anche perché c'è una lettera che poi è balzata così agli onori della cronaca nelle ultime ore. Esatto. Io però, Rainieri, e lo chiedo questo anche a Carra, il fatto di dire non pago perché non lo ritengo un sistema giusto, corretto. No, comunque... non è questo, nessuno ha mai detto quello. Noi abbiamo sempre detto che non paghiamo finché non si certificano esattamente i numeri, cioè se date le verifiche fatte in modo capillare, in modo serio e da persone capaci, come hanno fatto i carabinieri del Ministero, mi viene detto che la produzione è eccedentaria alla mia quota, noi siamo pronti a pagare. Ma non lo siamo oggi e non lo saremo fino al momento in cui questo non avverrà, tant'è che noi non paghiamo, non perché ci svegliamo male al mattino, ma perché in questi anni, finché ce n'è stata data la possibilità, e anche in questo bisognerebbe ragionarne un pochettino più a lungo, i tribunali italiani ci hanno dato ragione. Abbiamo delle sentenze definitive dove le multe venivano annullate. Quindi... Carra, ha ragione Rainieri? Ma io parto da un presupposto di altro tipo, e cioè torno al 2010, siccome da questo punto di vista la penso in modo identico all'onorevole Rainieri, e cioè io ho un'alta fiducia delle istituzioni di questo paese, quindi dei carabinieri. Questo è un punto fermo che... Allora, i carabinieri, il nucleo del Ministero delle Politiche Agricole ha detto alcune cose, e cioè quello che è stato qui richiamato, non riprendo, da parte di Rainieri. A distanza di 2 mesi, ho cercato anch'io di portarmi un po' di materiale giusto per testimoniare anche nel concreto che su questa vicenda occorre essere molto laici, non ideologici, perché è del tutto evidente che se le multe non vanno pagate
non vanno pagate e chi le ha pagate deve essere indennizzato. Se viceversa vanno pagate, le multe devono essere pagate. Allora, quando uscì l'indagine, l'esito dell'indagine dei Carabinieri, ribadisco, abbiamo presentato un atto parlamentare, penso a mia prima firma, dove si chiedeva all'allora ministro Galan: caro ministro, se i Carabinieri hanno ragione, era, se vogliamo, un atto un po' provocatorio, ma se i Carabinieri hanno ragione, occorre restituire tutti i soldi a chi ha pagato fino ad ora. A quell'interrogazione non è stata data nemmeno risposta, perché nel frattempo, non perché non si è voluto, ma nel frattempo, il 30 giugno 2010, il ministro Galan, e qui giova ricordare che non è un ministro di un governo sostenuto dal PD, qui l'amico Rainieri, tutta la Lega, sosteneva quell'esecutivo e quindi sosteneva anche Galan. Viene in Commissione Agricoltura e dice che di fronte all'esito dei Carabinieri anch'egli, diciamo, si è un attimo fermato, perché dice le stesse cose che abbiamo detto. Dopodiché ha incaricato un dipartimento del Ministero, AGEA e il commissario straordinario delle quote latte, il dottor Gulinelli. Appunto. Ma AGEA, ricordo però, lo ha già fatto lei in apertura, era ed è tuttora guidata da un esponente della Lega, fortemente voluto dalla Lega, che è il dottor Fruscio o Fruscio. Quindi voglio dire, diciamo che era una commissione, questo un gruppo di lavoro piuttosto eterogeneo, che metteva insieme soggetti e figure di profilo politico e culturale trasversale. Ebbene, l'esito di questa ulteriore verifica è un po' questo, cioè che i risultati hanno consentito di fugare qualsiasi perplessità avanzata nella relazione del comando dei Carabinieri e di concludere con assoluta tranquillità che nessun elemento oggettivo induce a mettere in discussione la validità delle procedure svolte negli scorsi anni per l'accertamento del prelievo. Io ripeto, in modo estremamente laico e senza pregiudizi, dico, a sto punto, per quanto mi riguarda, lo dice peraltro il ministro di un governo a me avversario, quindi sono talmente laico da prendere per buono quello che mi viene detto, dico, beh, allora a questo punto... Quanto da avversario, mi sembra che oggi stiate governando insieme. Ma all'epoca però... Forse era già una prova tecnica ma di... No, ma non di già, era il 2010, voglio dire, ancora il governo Berlusconi è caduto nel 2011. Però io non voglio fare delle dietrologie, non voglio utilizzare delle dietrologie, ribadisco il nostro atteggiamento laico, di fronte ai Carabinieri ci fermiamo un attimo, chiediamo ulteriori verifiche, il Ministero le sviluppa nel modo che ho testé ricordato, l'esito è questo, per quanto mi riguarda la vicenda è chiusa. Dopodiché oggi riesplode su organi di formazione, diciamo così, nazionale, anche da questo punto di vista. Posso fare una domanda? Scusi, posso fare una domanda cara? Prego. Metteresti il lupo a guardia del pollaio? Io, no, rispondimi. Rispondimi. Certo che no, che il lupo certo che no, bene. Allora, il ministro Galan ha dato in mano alle stesse persone che sono state riconosciute come coloro che hanno preso in mano il sistema delle quote latte in tutti questi anni, dove non una commissione, non un ministro della Lega, ma ministro Pinto, Romano Prodi, quindi non di destra, 96. E altre commissioni hanno stabilito quello che dicevo prima, per cui se io Ministro, affido la risposta a chi è stato indagato, ricordiamoci che queste persone sono state anche indagate, è stato accusato di aver falsificato i dati e avere una corresponsabilità nel sistema che oggi andiamo a discutere, a mettere in discussione, beh, allora io ho qualche dubbio che la risposta possa essere di un altro tipo. Torno a dirti, se tu chiedi a Totorina se è mafioso, lui ti dice di no probabilmente. Però io non ci sto sul pezzo che mi propone Rainieri, nel senso che io non posso... Starci, però è così, è firmata da Gulinelli la risposta del ministro Galan, scusa. Io non posso, certo che è firmata da Gulinelli, perché allora era commissario straordinario quote latte, certo. Ed ora lo è. E allora era anche il direttore di Agea, quindi... però c'è in mezzo Agea, e Agea era guidata da Fruscio. Fruscio era il presidente di... No, Fruscio era il presidente di Agea e qui non può conoscere tutto quello che è successo. Se il presidente che non conosce
nulla di una vicenda che dura dall'84, come abbiamo detto prima, Però, e scusa, si fida delle persone che ho in capito, più però non è sempre commissioni. colpa di qualche No, un altro. no, Marco, scusa, se uno si fida Allora, in più riprese di gente che è stata in più commissioni comandate non dai Cobas ma da generali della Guardia di Finanza, da carabinieri eccetera eccetera, dove vengono queste persone riconosciute come coloro che hanno creato il sistema, io torno a dire, faccio fatica a pensare che dica diverso da quello che ha sempre sostenuto. Allora, vi interrompo un attimo. No, chiedo scusa, però il ministro Galan era un ministro espressione di un determinato governo. Cioè, non mi io interessa credo, se il ministro è del Galan o della Lega o di dove, anche Fuscio ha sbagliato pur essendo della Lega e gliel'ho anche contestato e abbiamo anche avuto delle discussioni, ma questo non vuol dire se tu ti però fidi... c'è qualcosa che può tagliare la testa al toro in modo parziale, se vogliamo, non definitivo, perché poi stiamo parlando di atti parlamentari che impegnano il governo. Noi mercoledì avremo in discussione in commissione un po' di risoluzioni. Vota la mia risoluzione. Un po' di risoluzioni. No, io prima voglio capire dal governo, lo voglio capire, nel momento in cui si esprimerà un parere, siccome sono risoluzioni che impegnano il governo a, e ci tengo a ribadire una cosa, che il nostro atteggiamento è stato talmente laico che la prima risoluzione che abbiamo presentato chiedeva l'applicazione piena della legge Zaia, la famosa 33, laddove si riconosceva la possibilità di favorire l'accesso al credito per chi avesse voluto aderire, prevedendo 45 milioni. Quei 45 milioni non sono mai stati finanziati, noi abbiamo chiesto ancora nel 2010, finanziamoli, che così se ci sono altri produttori che intendono, diciamo, aderire ai programmi di rateizzazione, avranno un minimo di sostegno. Tu sai da dove vengono quei 45 milioni? Certo, arrivano sempre dal comparto, non c'è alcun dubbio, non c'è alcun dubbio, però partiamo da lì, senza chiamare in causa altre questioni. Vediamo mercoledì il governo che parere dà. Ma che parere vuoi che dia? Scusa, siete il governo, PDL e PD, è un ministro voluto da questo governo tecnico e appoggiato da voi, noi siamo all'opposizione, tu pensi che questo governo con Catania ministro, che è stato uno delle persone il cui nome è scritto nella relazione come uno dei fautori di questo sistema, certo, l'hai detto tu, io ti ho risposto di sì, no, però non puoi pensare che dia ragione che lui voti o dia parere positivo alla mia di risoluzione. No, ho capito Fabio, però il punto è che non è Catania che ti dà probabilmente torto. Chi lo dà? L'aveva già dato Galan. Ma l'aveva detto, Galan l'aveva detto a Gulinelli. Ma sapete chi è Gulinelli? Fallo chiedere agli allevatori che ruolo ha ricoperto in questi anni. Ma no, io non è che sto dicendo semplicemente quello che c'è scritto. Io non mi permetto. No, scusi un attimo. Però finisco la risposta su Gulinelli, non vorrei far capire una cosa diversa dall'altra. Io dico che Gulinelli è stato citato nelle varie relazioni, come è stato citato Catania, come sono stati citati altri funzionari di Agea. La citazione in sé non è un male. Vai a vedere il perché, io non te lo dico io, ma vai a vedere il perché sono stati citati, non te lo dico se non avessi il motivo di dire. Andiamo a sentire adesso proprio un allevatore, sentiamo il punto di vista di Paolo Golfrea Andreasi che ci introduce un altro aspetto, andiamo ad approfondire la questione di Agea e l'inchiesta dei carabinieri, sentiamo. Dalle ultime indagini dei carabinieri del Ministero delle Politiche Agricole su delega della Procura di Roma sono emerse delle gravi incongruenze, illegittimità e attività dolose da parte degli organi istituzionalmente deputati alla gestione del regime quote latte come Agea. In pratica Agea avrebbe alterato dolosamente il numero totale delle vacche da latte presenti in Italia al solo fine di giustificare la produzione nazionale di latte dichiarata a Bruxelles. E questo ovviamente per coprirsi le spalle, cioè giustificando questa produzione nazionale, è l'intento per coprirsi le spalle un giorno se dovessero essere procedimenti da parte della Corte dei Conti, magari per danno erariale. Cioè, supponiamo che fra un anno la Corte dei Conti dica chi ha dichiarato questo latte a Bruxelles che ha causato le multe, visto che la produzione non c'è, allora adesso l'intento di Agea è quello di trovare tutti i riscontri fasulli, proprio artefatti, in maniera di giustificare la produzione dichiarata a Bruxelles. Questo quali danni ha comportato agli allevatori e ai produttori di latte? Sta comportando danni rilevanti, perché se pensiamo cosa vogliono dire attualmente
le multe latte in Italia dal 1995 fino al 2009, la Comunità Europea ha affibbiato all'Italia quasi 4,5 miliardi di euro di multa per questi presunti esuberi che, come dicono i carabinieri, sono presenti solo sulla carta. Io penso che in qualsiasi paese democratico e civile, quando c'è un'istituzione dello Stato come i carabinieri che dicono che certificano col loro timbro che i dati del latte sono palesemente inattendibili a più riprese, perché l'ha detto il 15 aprile del 2010 nella relazione, e poi successivamente l'hanno detto nelle indagini su delega della Procura di Roma, dove arrivano a dire appunto che il dato globale delle vacche da latte è alterato, dove ci sarebbero addirittura 741.000 quintali di quote latte non revocate solo per un anno, solo per il 2003. In conseguenza di queste mancate revoche di quote latte per il 2003 sono stati attribuiti indebitamente dei contributi comunitari. Cioè ci sono talmente tanti rilievi fatti dai carabinieri che in pratica, come ripeto, in qualsiasi paese democratico le multe sarebbero state annullate da tempo e con le scuse dovute. Invece qua in Italia ci stiamo sempre barcamenando perché logicamente sia la politica, come l'onorevole Carra ha avuto il piacere di dire a più riprese in pratica che noi saremmo i furbetti, il ministro Catania peggio ancora, perché la settimana scorsa è arrivato a dire addirittura che i produttori interessati dalle multe che non hanno ancora fatto la rateizzazione sono 1.500, invece sono 10.000, e poi è arrivato a dire che lui professa sempre il rispetto del diritto comunitario. Se fosse vero questo, sicuramente non avrebbe tenuto nel cassetto per 2 mesi una lettera della Commissione Europea che giudicava totalmente illegittime tutte le procedure di attribuzione delle multe ai produttori italiani dal 1995 al 2003, in quanto queste multe sono state calcolate da AIMA AGEA esentando prioritariamente gli allevatori di zona montana e zona svantaggiata. Invece la Commissione Europea in questa lettera ha detto che queste procedure sono illegittime e lo Stato, per essere conforme al diritto comunitario, doveva attribuire le multe in funzione dell'esubero di tutti i produttori, cioè un produttore di montagna aveva il proprio esubero e anche lui doveva concorrere al pagamento e non scaricare la responsabilità del proprio esubero sui produttori di pianura. Sarebbe auspicabile da un cittadino qualunque, dei politici seri che guardassero la realtà dei fatti e non si appellassero a delle esigenze come fa l'onorevole Carra, ad esempio, a delle esigenze delle organizzazioni sindacali che sono le vere responsabili di questo cataclisma. Basterebbe guardare i documenti delle istituzioni per rendersi conto di come stanno le cose. Le nostre rivendicazioni non sono opinioni, ma sono appunto dichiarazioni basate sui fatti di documenti di istituzioni dello Stato. Carra, la chiamata direttamente in causa. Sì, insomma, mi sembra normale, ecco, appartiene alla dialettica. Ho avuto modo anche in qualche dibattito pubblico di confrontarmi con Godfrey Andrea, insomma, abbiamo opinioni diverse su molte questioni. Io torno al punto di partenza, perché quando si fa riferimento ad un'istituzione come l'Arma dei Carabinieri, io dico attenzione, perché anche il governo del nostro paese, il governo della Repubblica è un'istituzione, quindi probabilmente c'è un conflitto tra istituzioni, però al di là di questo, come dire, pur comprendendo la situazione di difficoltà nella quale si possono trovare alcuni produttori, io torno a ribadire che se si è di fronte a delle leggi da applicare, bisogna che queste vengano applicate. Ricordo semplicemente che, facendo riferimento alla Unione Europea, che ci è pervenuta qualche settimana fa una nota attraverso la quale vengono chiesti dei chiarimenti, diciamo, al nostro Paese. Mi pare che venga dato all'Italia
qualche settimana di tempo per rispondere. È stato dato un mese di tempo, ritengo che in questo momento ovviamente si sia ridotto, ovviamente, certo, e quindi ormai mancheranno. Se vuoi ti dico già cosa scriverà Catania. Io non ne ho la più ma insomma, se vuoi te lo dico già io, so già cosa scriverà. Posso immaginare, perché alla fine se si è di fronte ad una situazione conclamata, però non si può, dico io, sposare un'istituzione e non l'altra. Ma infatti noi sposiamo tutte le istituzioni. Allora a questo punto abbiamo dimmi perché Catania, lo diceva l'allevatore prima, ha tenuto nel cassetto una lettera e qui in un paese normale il ministro si sarebbe dovuto dimettere. Lui come direttore e come responsabile del suo dipartimento ha tenuto nel cassetto una lettera dove la comunità dice che la compensazione va fatta lineare, cioè vuol dire senza benefici per qualcuno. Certo, Rainieri, ricordiamo di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di una comunicazione tra quello che allora era il capo dipartimento del Ministero delle Politiche Agricole Catania e l'allora direttore della Direzione Generale Agricoltura della Commissione Europea Jean-Luc Demarty. E questa corrispondenza è emersa nelle ultime settimane, insomma negli ultimi tempi, però fa riferimento ad un fatto di oltre 10 anni fa. Questa lettera è emersa adesso e fa riferimento alle campagne del 95-96, 2001-2002. 10 anni di latte. Allora, 10 anni di multe. Quando si dice, faccio una domanda provocatoria, quando si dice applichiamo le multe, allora perché in questo caso di errore così eclatante per certi versi, perché allora non è emerso subito, perché è emerso adesso? Probabilmente per gli stessi motivi che diceva Golfre nel servizio. Qualcuno in questo sistema ci ha visto un qualche cosa su cui guadagnare, perché i premi PAC sono arrivati comunque. Ricordiamo che i premi PAC sono i contributi che la Comunità Europea dà al paese Italia e vengono dati anche sulle quote latte, quindi tenere in casa, tra virgolette, un bel foglio di carta dove mi garantisce una produzione, anche se io non ho più le vacche, vuol dire tenere in casa un assegno circolare, perché tutti gli anni la Comunità Europea mi versa un contributo su queste quote latte, che poi siano prodotte o meno alla Comunità Europea non interessa. Ma lei versa semplicemente sul fatto che tu hai un titolo acquisito. E quindi, ma la cosa grave, torno a dire, è questa lettera, perché la Comunità Europea, su richiesta del paese Italia, l'Italia ha fatto una domanda alla Comunità Europea, gli ha chiesto come devo fare io a valutare la multa in Italia, dico in termini comprensibili da tutti, a valutare quant'è la multa in Italia e a chi devo farla pagare. Sostanzialmente ha chiesto se era corretta l'applicazione. Esatto, lo Stato Italia dice: io ho deciso per conto mio di non far pagare gli allevatori di montagna, gli allevatori delle zone svantaggiate, questo e quell'altro. Io, Stato Italia, chiedo a te, Comunità Europea, se è giusto questo mio percorso. La Comunità Europea scrive: no, è sbagliato, tu devi far pagare a tutti nello stesso modo. Se poi tu, Stato Italia, vuoi aiutare l'allevatore che è in montagna perché ha delle problematiche, ma lo fai tu, perché oggi con questo sistema che si è innescato dal 96 ad oggi, pochi allevatori pagavano la multa di tutti. Ho un dato ufficiale di Agea che gli allevatori che sono in multa nell'annata 2008-2009, la più vicina e ultima riferita a quella lì, sono 11.618 aziende. Questo vuol dire che un'azienda su 3 in Italia dal 96 ad oggi è sempre stata in multa. Poi a pagare si sono ridotte in qualche migliaio, ma perché? Perché gli altri venivano... lo Stato Italia regalava a questi qui un debito che avevano nei confronti dello Stato, ma il debito, scusami, questo è un passaggio fondamentale, non veniva ridotto, veniva spalmato su quelli sostanzialmente della pianura padana che dovevano pagare le multe. Quindi io pagavo anche la multa del mio allevatore della montagna o delle zone svantaggiate. Mi sembra che questo sia un po' assurdo in uno Stato normale. Allora,
Poi sentiamo che cosa ne pensa Carra e arriviamo nella terza parte di Confini, oltre all'agricoltura, alle conclusioni di questo dibattito. Io ora lancio la pubblicità, vi ricordo che avete gli ultimi minuti per chiamarci in studio, potete parlare direttamente con i nostri ospiti, vi ricordo il numero 0376 246 320, ora pubblicità e poi torniamo in studio per gli ultimi scambi di battute. Eccoci di nuovo in studio, stiamo parlando di quote latte. Allora, lo andiamo a ricordare un attimino cos'era questa, che cosa conteneva questa inchiesta dei Carabinieri. Di fatto che cosa era emerso? Che ad Agea risultavano 2.900.000 capi presenti e oltre ovviamente, mentre il complessivo, questo secondo l'indagine ovviamente dei NAC, pari a 1.668.000. Di fatto una differenza talmente significativa che si traduceva di fatto in una minore produttività di latte pari a 12 milioni di quintali. Di fatto praticamente si andava a pagare la multa, si è pagata la multa di fatto su questo latte prodotto in più. Da dove arriva questo latte, visto che si parla addirittura di vacche fantasma, di vacche ottuagenarie, cioè è stata aumentata l'età delle vacche portandola da 8-9 anni, che insomma 80, la vita media, 90. A 83 addirittura. Guarda caso 999 mesi, che era il limite massimo del forme, insomma del sistema, quindi era stato ovviamente camuffato, tant'è che è stata trovata anche una mail addirittura intercettata sempre dai Carabinieri. Questo è quanto. Allora Carra, a questo punto che cosa è possibile immaginare? Questo è quello che dice l'indagine dei Carabinieri, ribadisco, smentita dal governo Berlusconi. Smentita dal lupo alla guardia del pollaio. Però rischiamo di accapigliarci e di girare a vuoto, è un cane un po' che si morde la coda, io me ne rendo anche conto. Però faccio un altro esempio, ma se all'interno di una maggioranza c'è un conflitto tra ministri, perché non c'è dubbio che la tesi di Galan è stata in qualche modo contestata dagli esponenti leghisti, ricordo anche i comizi di Pontida, voglio dire, posizioni legittime, che io non condivido ma legittime, perché poi a quel punto interviene il capo del governo che dice: se c'è un conflitto tra due parti della mia stessa maggioranza tento di dirimere. Ora, nel momento in cui il Presidente del Consiglio dell'epoca non prende posizione su questa vicenda, io continuo a pensare, ma una persona normale è evidente che nel momento in cui raccoglie, diciamo, la relazione del ministro allora in carica, espressione di una determinata maggioranza, è evidente che non è possibile, come dire, non ci sono dal nostro punto di vista vie di uscita. Poi, per quanto ci riguarda, ribadisco, e per quanto mi riguarda soprattutto, io non ho, come dire, le fette di prosciutto sugli occhi. Io sono disposto a confrontarmi, però servono dei dati, tappi nelle orecchie. Ma nemmeno quelli ho. Voglio dire, cerco di mantenere un atteggiamento estremamente laico, ribadisco, ma qui serve qualcosa d'altro, perché altrimenti non ne usciamo. O meglio, per quanto mi riguarda, c'è una norma e va applicata. Io più in là di questo non sono in grado di andare, e riaffermo la disponibilità a suo tempo di fermarsi un attimo nel momento in cui era uscita l'indagine dei Carabinieri. Che è quanto dice Catania di fatto, cioè le multe vanno pagate. C'è stato quell'incontro poi famoso di cui parla Italia Oggi? C'è stato un incontro tra Zaia, Bossi e Monti, e c'è partecipato anche Catania, nel quale hanno parlato di altre cose, ma anche di questo. Si parlava di una sanatoria, è emerso questo? No, lì non si è mai detto nulla di questo, almeno per quanto ne sappia io, però vedremo quello che succederà andando avanti. La cosa drammatica però è che se una legge è incostituzionale e se c'è qualcuno all'interno del governo che nasconde i documenti, allora credo che chiunque abbia il diritto e il dovere di farlo riscontrare alla popolazione e alla gente. Questo è un dato di fatto. Per rispondere alla domanda che facevi prima su chi ha guadagnato, da dove viene il latte che manca, cosa è successo, parto da un presupposto: meno latte produciamo noi, più ne importano i nostri paesi
europei che hanno interesse e che hanno dai paesi meno ne produciamo noi, più dobbiamo consumare, perché ricordiamo che la quota latte nostra è deficitaria per il consumo del 40% e oltre, perché il latte che noi produciamo in Italia per la quantità massima di produzione viene utilizzato per i formaggi DOP, parmigiano, grana padano e tutti gli altri che tutti ci invidiano. Di conseguenza tutto il latte che viene utilizzato per formaggi a pasta fresca o comunque latte per il consumo alimentare eccetera, la gran parte viene dall'estero. Chi ce lo porta? Ce lo porta l'Olanda, che hanno 3 volte la loro quota di produzione rispetto al consumo, la Germania, che anche loro hanno molta più quota di produzione rispetto al consumo, la Francia, che anche loro allora, quando diedero le quote, invece di dormire come Pandolfi fece e barattare il nord con il sud e le acciaierie di Bagnoli appunto, che poi chiusero, perché se almeno avessimo fatto qualcosa di utile, ma invece abbiamo fatto 2 danni, uno al nord e uno alle acciaierie di Bagnoli. Dicevo, in quell'occasione loro si portarono a casa molto più produzione del consumo, apposta perché sapevano che l'Italia era un bacino di consumo per loro interessantissimo. Quindi tutto quel latte che manca da noi viene importato dall'estero. E qui viene l'altro discorso. Come arriva in Italia? Molto spesso arriva utilizzando quelle quote di carta che le varie commissioni, vorrei ricordare a Carra, che non l'ha detto solo la commissione voluta dal ministro Zaia, ma l'ha detto la commissione voluta da Romano Prodi, che se non sbaglio fa parte del suo partito, del suo... Confermo. Ecco. Quindi l'ha fatto quello, l'ha fatto anche il ministro allora Alemanno. Quindi tutte queste commissioni che si sono succedute negli anni hanno dato ragione agli allevatori. Dopodiché se uno Stato non vuole e fa delle leggi per evitare che la giustizia faccia il suo corso, voglio ricordare che nella 119 Alemanno disse anche che la competenza per le quote latte non erano più i tribunali civili, ma un TAR specifico, quello di Roma. Certo. E da lì cambiò esattamente l'indirizzo, perché sappiamo che i tribunali amministrativi sono molto più sensibili a quello che è il corso politico del paese rispetto ai tribunali civili che ci avevano dato ragione. Chiudo dicendo che i tribunali civili ci avevano dato ragione, annullando in molti casi le multe ingiuste, non l'ho detto io, torno a dire, lo dissero dei giudici di un tribunale. Quindi se ora ci mettiamo a contestare i carabinieri, i giudici e tutto il resto, vabbè, allora siamo nell'anarchia. Tutto sembra stato conservato in cassetti segreti, è stato conservato in cassetti segreti, ragazzi, tu lo sai benissimo, meglio di me. Poi no, io non, francamente se tu sai che questa questione però, insomma, demolirebbe il sistema perché caspita non li avete aperti questi cassetti? Li abbiamo aperti, ma poi purtroppo qualcuno l'ha voluto richiudere in modo frettoloso, e tu sai che questo sistema sarebbe la fine dei sindacati agricoli tradizionali come oggi stanno gestendo la questione, perché loro ci hanno guadagnato facendo i loro contratti di affitto nei loro uffici, facendo da mediatori in questa situazione, e molte volte io sarei curioso. I sindacati fanno il loro mestiere. No, questo non è il loro mestiere, il loro mestiere è difendere l'agricoltura. Infatti, se vuoi parliamo anche dell'IMU, 800% in più Io vi pregherei di arrivare alle conclusioni, però, perché siamo in chiusura di questa puntata, quindi a questo punto, Carra. A questo punto mi pare che sia francamente difficile. Tra l'altro abbiamo una notizia sull'IMU che pare insomma che si arrivi a tagliarla, che ci sia questa prospettiva, almeno questo è quanto diceva. Scusate, vado a recuperare la fonte. Paolo Russo, presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, e dice: il balzello dell'IMU per i fabbricati strumentali alle aziende agricole sarà cancellato dal Parlamento. Aspettiamo che venga fatto, poi ne discutiamo. Ce lo auguriamo perché... Un'affermazione dal Presidente della Commissione Agricoltura è da prendere in seria considerazione. Siamo tutti contenti. Chiudiamo almeno con questa buona notizia. Bisognerà adoperarsi, e su questo credo che ci possa essere la convergenza di tutto il Parlamento, perché non francamente è una scelta fortemente infelice, penalizzante per il mondo agricolo, che il mondo agricolo non merita. Bene, noi siamo arrivati anche alla conclusione di questa puntata dedicata alle quote latte. Io ringrazio ovviamente i miei ospiti, Marco Carra, deputato del Partito Democratico, e Fabio Rainieri, deputato della Lega Nord. Grazie, buonasera. Ringrazio anche la mia regia, ovviamente Luca Trentini. Vi ricordo che potete continuare a seguirci sulla nostra pagina Facebook Confini oltre l'agricoltura Mantova TV. Vi do appuntamento come sempre a lunedì prossimo alle 14:30 e alle 21:10 su Mantova TV. Grazie, arrivederci.
in collaborazione con Consorzio Agrario Lombardo-Veneto. Fedeli alla terra. Il miglior grana padano lo trovate solo nel punto vendita del caseificio europeo a Bagnolo San Vito. Ed inoltre, a completare l'offerta del gusto, troverete carni suine, bovine e pollame provenienti dai nostri allevamenti garantiti. Caseificio europeo, meta ideale per palati esigenti, a Bagnolo San Vito.